cortesemente il signor Graziano Padovese, candidato sindaco per la città di Portogruaro, ha voluto rilasciarmi questa intervista. Chiusura o meno del centro storico, qual è la sua posizione? Io dico che prima di passare le vie di fatto di chiudere il centro storico vanno analizzate tutta una serie di situazioni. Primo, l'Aurora Pio X, ovvero dove il campetto del Pio X dell'oratorio è uno dei pochi spazi verdi, anche se in questo caso ha attrezzato l'attività dilettantistica dei ragazzi, dei dilettanti che giocano nelle categorie minori. Io sono dell'idea che questo spazio verde deve rimanere tale, così come il parco di Villa Marzotto e come il parco di via Camillo Valle. Sono uno dei tre polmoni verdi a ridosso della vecchia città murata di Portogruaro, quindi insisto che deve rimanere, o almeno per quello che mi riguarda e che rappresento la lista, che questo spazio deve rimanere a centro ricreativo, a oratorio, a tutte quelle finalità attrezzate, ma comunque da verde, non da parcheggio, perché per parcheggio, per il centro storico, per le attività commerciali che giustamente hanno la loro necessità di vivere, si possono trovare altre soluzioni come un parcheggio sotterraneo interato nel vecchio piazzale dell'ospedale vecchio e in piazza Castello, dove c'è attualmente la stazione delle Corriere. Io credo che due spazi di parcheggi interati da oltre 1000 posti auto possono superare tranquillamente a quello che è eventualmente, se si decide, la chiusura del centro di Portogruaro. In ogni caso, anche se non si chiude, quello è comunque una risposta alternativa ai problemi di parcheggio. Ho capito. Riguardo alla videosorveglianza qui a Portogruaro, dopo i fatti che sono accaduti, ad esempio il furto durante il giorno di una gioielleria qua a Portogruaro, secondo lei si dovrebbe puntare maggiormente sulla videosorveglianza? Io credo che la videosorveglianza di per sé stessa non sia sufficiente a garantire la sicurezza non solo dei commercianti ma anche dei cittadini. Io credo che la videosorveglianza è uno degli strumenti per dissuadere eventuali malintenzionati, ma la presenza delle forze dell'ordine, a cominciare dai vigili urbani, è un ottimo deterrente per qualsiasi malintenzionato. La videosorveglianza da sola non può garantire la sicurezza e la tranquillità e non può essere sufficiente se rimane da solo come risposta a quello che abbiamo appena assistito recentemente. Il passaggio di una persona fisica, vuoi il vigile, vuoi il carabiniere, vuoi il poliziotto, credo che sia un ottimo deterrente, in aggiunta anche magari alla videosorveglianza. Abbiamo assistito ultimamente sugli schermi di Tele Pordenone l'avvicendarsi dei candidati sindaci del centrodestra Angelo Tabaro e del centrosinistra Bertoncello. Allora hanno dato questa emittente un quarto d'ora, mi sembra che non sia rispettata la par condicio nei confronti degli altri candidati, tra cui anche lei. Cosa ha da dire a proposito? Io dico che da quando ci siamo presentati ufficialmente e siamo scesi fra virgolette in campo da ottobre, io ho avuto solo 3 richieste da parte di Tele Pordenone di presenziare presso i suoi uffici. In nessuna delle 3 occasioni mi è stato prospettato che per andare bisognasse, visto che è una TV commerciale, pagare, chiamiamo la presenza. Non mi è mai stato prospettato che eventualmente se volevo andare come gli altri 2 candidati si doveva pagare, perché allora avrei fatto una scelta se accettare o meno. Non ho più sentito nulla, non ho neanche più chiesto di andare, ma pensavo che siccome c'era questa cosiddetta pari possibilità, pari condizioni, che mi si venisse prospettata: guarda, se vuoi partecipare c'è da pagare queste prestazioni essendo la TV commerciale, oppure per adesso non si paga ma da domani si paga. Cioè non ho mai saputo nulla, ho lasciato perdere perché ho capito che lo spazio non era a pari condizioni, quindi non volendo alzare polemiche e non interessandomi più di tanto, io penso che i cittadini da solo si facciano un'opinione, un'idea, anche perché poi alla fine prevale comunque sempre il rapporto umano e quindi io prevalo quello che è il rapporto sulla quotidianità, sull'incontro che faccio con le persone e che mi chiedono, se mi invitano e mi diranno che se ci sono delle possibilità anche a pagamento deciderò, ma siccome non ho avuto nessuna proposta di tal genere ho lasciato perdere e quindi lasciamo che i cittadini se ne facciano loro un'opinione. Ritiene, ultima domanda, ritiene che invece per quanto riguarda la stampa e l'informazione sulla stampa sia invece migliore, se dia più spazio ai candidati? Io posso dire che quelle volte che ho avuto modo di sentire la stampa, per adesso
la stampa ha sempre risposto. Magari non sarà stata esplicitata nei massimi termini, nei minimi termini, però in linea di massima ha rispettato quelle volte che c'era qualcosa da dire. Per quello che mi riguarda ha soddisfatto le mie aspettative e credo che per adesso non posso, almeno quei quotidiani locali che io ho interpellato nei miei confronti hanno usato una condizione credo normale, quindi senza nessun tipo di censura o comunque di non pubblicare o comunque di ignorarmi. Per adesso ho riscontrato questa disponibilità considerata una condizione normale, cose che non ho riscontrato, come dicevo prima, per quello che riguarda il media e il network locale. Però mi dispiace perché io ci sarei andato volentieri, ma se non ti chiamano non puoi andare, o perlomeno se non ti chiedono o se non ti domandano non puoi neanche rispondere. In ogni caso, per quello che mi riguarda, la mia campagna elettorale continua ad andare avanti indipendentemente dalle apparizioni o meno. Perfetto, la ringrazio. Grazie a lei.